Allora Vanessa, ottima prestazione nel complesso della squadra, mister sicuramente vi ha detto tra il primo e il secondo tempo cercate di calare un po' il ritmo che tanto prima o poi in porta si arriva. Sì, ci ha detto comunque di continuare a far girare palla e a giocarla in modo tale da far correre la palla e non correre noi. E poi sì, sappiamo che prima o poi il gol arriva se comunque teniamo un certo ritmo e giochiamo bene. E poi è arrivato. E questo è proprio uno splendido gol tuo oggi che ha sbloccato la partita nel secondo tempo. Sì, sono contenta di aver fatto gol oggi, e anche se Coppa Italia comunque è un gol in più. E niente, sono contenta per questa partita perché comunque abbiamo dimostrato che ci siamo, che siamo pronte tra 20 giorni per iniziare il campionato al meglio. Proprio questo voleva arrivare all'inizio del campionato che è ancora diciamo tra virgolette un po' lunga, arrivare alla prima giornata. Sì, è ancora un po' lunga, abbiamo un amichevole già domenica e poi comunque ci alleneremo in vista appunto dell'inizio del campionato. E la prima partita ce l'avremo in casa col Venezia e sarà dura, lo sappiamo benissimo, però sappiamo anche che in queste settimane saremo più concentrate che mai per iniziare poi al meglio. Allora mister, oggi professavi calma soprattutto nella ripresa che tanto il Vittorio Veneto prima o poi affondava e così è successo. Sì, le ragazze avevano fretta di chiudere la partita, invece sono certe partite con una squadra chiusa e con il terreno in sintetico, quindi non siamo abituati, dove bisogna avere un attimino di pazienza. Cercavano dopo 2 passaggi subito la verticalizzazione, anche se eravamo chiuse. Il secondo tempo sono state più tranquille, hanno fatto quello che sanno fare, quindi l'hanno fatto bene e il gioco e il risultato si è visto, è solo una conseguenza di questo cambiamento tra il primo e il secondo tempo. Tutte comunque molto bene per quanto riguarda il complesso della squadra, ma sugli scudi Stefanello oggi. Sì, la Vane sappiamo che ha qualità enorme, quindi sia di sacrificio che di qualità. E oggi l'ho fatta giocare dietro l'Adriana De Martin, quindi si sono compensate sui movimenti sul lungo il corto. Ho trovato un gran gol, anche perché c'ha anche la qualità del tiro da fuori. E deve impegnarsi e continuare così, tanto spazio ce ne sarà per tutte quante per tutto l'anno. Hai chiesto sicuramente anche ad altri di tirare da fuori perché si poteva tirare da fuori oggi. Sì, anche perché il pallone era molto leggero, quindi noi abbiamo anche 3-4 ragazze che hanno il bel calcio da fuori, è una possibilità che dobbiamo sfruttare, l'abbiamo fatto e sono stato contento. Si chiude qui il ciclo per la Coppa Italia in questo momento perché adesso c'è una pausa ancora per quanto riguarda l'inizio del campionato che inizierà il 14 di ottobre. Comunque il Vittorio Veneto troverà ancora Venezia e Padova la prima e la seconda giornata. Sì, sinceramente sono contento, così abbiamo 2 partite con 2 squadre che conosco e che le ragazze conoscono, quindi prima o dopo è chiaro che devi incontrare il tutto, una partenza con 2 derby dove ci diranno chi siamo e cosa vogliamo, quindi dobbiamo crescere in mentalità, la condizione atletica, l'amalgama della squadra, le diagonali eccetera, quelle solo lavorando sul campo migliorano. La mentalità deve essere il nostro punto di forza per ottenere un gran risultato. Mister Murru, commento a caldo il fine partita contro il Vittorio Veneto e un commento generale sulla Coppa. Io direi intanto partendo dal risultato, penso che il risultato sia giusto per quello che si è visto in campo, soprattutto nel secondo tempo. Nel primo penso che avremmo meritato forse di chiudere con un risultato a nostro favore, però insomma ci stava anche il pareggio. Nel primo tempo abbiamo ben amministrato la gara a livello difensivo, chiudendo bene gli spazi e abbiamo avuto delle ripartenze importanti. Siamo mancati per un attimo sull'ultimo passaggio, abbiamo messo anche 2 volte il giocatore a tu per tu col portiere. Dall'altra parte mi pare che pur avendo avuto magari anche un po' più di possesso, grandi rischi non ne abbiamo corso nel primo tempo, abbiamo preso anche una traversa oltretutto. Nel secondo tempo noi purtroppo la nostra rosa stiamo ancora recuperando alcune giocatrici importanti soprattutto per dare un attimino anche di ricambio, di respiro a qualche altra componente. Abbiamo inserito anche qualche primavera, per cui nel secondo tempo penso che loro abbiano meritato la vittoria. Per noi è una tappa di avvicinamento chiaramente al campionato, per cui
come quello anche di domenica scorsa, ritengo una tappa importante dove dobbiamo chiaramente acquisire un attimino più di autostima su determinati ruoli e andare a guadagnare quegli equilibri in campo che ancora ci mancano, diciamo, non durante la partita, ma magari negli ultimi 30 minuti, 25 minuti, proprio per questo motivo qua, insomma, ecco. Comunque sono fiducioso.